Bella raga, finalmente un nuovo viaggio, siamo qui in aeroporto. Che cazzo di... Guardalo, guardalo. Siamo con sto demente, il viaggio. Devi dire qualcosa prima di partire? Abbiamo un profumo. Perfetto, perfetto. Allora, vediamo chi si ricorda di questo posto. Riccardo che corre. Esatto, se vi siete persi qualcosa, nella link in alto a destra trovate il video quello di Tenerife. Bene, prendiamo l'aereo. In fondo alla fila siamo noi. Esattamente lì. Adesso saranno tipo un paio di ore di volo e... A few moments later. Ci vediamo dopo. Siamo pronti! Ma che cazzo? Ah, facciamo un po' schifo, eh. Guarda che fascia! Un piccolo aggiornamento. Devo guardare là. Sì, qua. Siamo tipo qua. Esatto, teoricamente. Ah, cazzo sei? Dime! Com'è andato il viaggio? Bello, bello, caratteristico. Niente, siamo arrivati a Malta, me l'ha spoilerato lui, quindi vaffanculo. Ora e mezza di volo. Infatti sto ai piedi. Allora abbiamo già l'aereo anche al bus. Allora, step successivo, trovare la macchina a noleggio che Gaetano qua al Che ho noleggiato. noleggiato. Ok, forse abbiamo trovato la macchina. Qui a Malta si guida al contrario, ricordo, quindi volante a destra, guida a sinistra. Sarà divertentissimo. Si guida normale qua, vero? No, è il contrario. Ma che cazzo dici? Ma no, vecchio, si guida giusto qua. No, guidi a sinistra. Sei serio? Sul serio, vecchio? Com'è? Ci scherziamo sicuro? Bellissimo. Abbiamo un problema. 6.5 hours later. Problema risolto. Abbiamo trovato l'ufficio. Sto nell'officina. Allora, macchina trovata, siamo qua davanti e sono un attimo a parlare e prenderla. Ci siamo quasi, eh. Porca puttana, una tribolazione sta macchina. Cazzo. Riassumi cosa c'è Alla dentro, fine, perché bestemmia alla fine veramente. ci hanno inculato in altri 89 euro di assicurazione perché non abbiamo la carta di credito. In tutto ciò abbiamo le chiavi. E abbiamo una i20. Ci hanno ciavato il volante. No. Guarda che roba. Guarda che roba. Oltre che a tribolare. Guardare il volante dov'è? Se non bestemmio, guarda. Sì. No. Quanti chilometri abbiamo? 200. No, vecchio. Prova di pacca. La situa? È un po' complicato. No, è molto mentale come cosa. Cioè, capisci che qua a destra io non c'ho niente. È strano vedete che cambiare quella a sinistra più che altro. Proprio... Cioè, mi metto a piangere. Però da guidare. La situa. Mamma mia, da guidare è stupenda. Cioè, siamo un volante. Vabbè, è nuova di pacca. 260 km, neanche fatto rodaggio. Situazione macchina un po' delicata. Macchina parcheggiata dopo non poche bestemmie. Adesso andiamo verso l'hotel e vediamo la camera e tutto quanto. Sperando che accettino il check-in e cazzate varie, perché oggi stiamo tribolando come delle bestie. Ci sono io. Cazzo. Si vede un cazzo. Bello. Bomba. Finalmente siamo in hotel. Che cazzo di vista abbiamo? No, vista breve. Beh, no. Oh. Gli metto la carta. Metti la carta. Dove l'ho messo qua? Aspetta, bro. Bro, metti la carta, non c'è più un cazzo. Oh, grazie. Volevo prima vedere il bagno. Abbiamo visto Brecane. Che roba. Vecchio, è enorme la doccia. Abbiamo visto Brecane. Come hai vista Brecane? Ma guardare. A parte gli scherzi, room tour, entrata, letto 1, letto 2. Abbiamo anche il caffettino qua, cassaforte. C'è quell'altro che sta pisciando. Abbiamo una vista, diciamo, abbastanza schifosa, ma possiamo accontentare. Siamo alla ricerca del posto dove andare a mangiare. Ok, abbiamo trovato che dove mangiare, una sudata a parlare un po' inglese, ma ce l'abbiamo fatta. Finito di mangiare, adesso ci muoviamo verso il mare. E qua Flavio Gomme dritto. Flavio, niente, caratteristico. Guarda che bello. C'avemo anche i pessolini.
su un finio. Anche oggi è andata. Ci vediamo domani mattina. Buonanotte. Buongiorno. Adesso colazione e poi vediamo l'itinerario per oggi. Colazione fatta, adesso prendiamo la macchinina e andiamo a vedere qualche posto bello. Come stamattina, Rick? Non vedi che non ci sta ridere. Sono del 2000 come la farina 00. Allora, come? Siamo dei turisti semplici. Prima tappa. Siamo i vivi. Andremo a finire là in fondo. Spettacolo. C'è un'area della Madonna. Infatti il tempo non permette cose buone, ma noi siamo temerari, andiamo lo stesso, toccheremo l'acqua. A parte che l'effetto scogliera è strano, da Maps sembrava peggio sta zona qui. Siamo vicino alla piccola torre, è una delle prime, penso, 10-12 tappe che faremo oggi. Ne ho contate tipo 7 solo su metà isola e ce ne sono un fottio di roba da vedere, però abbiamo a disposizione 2 giorni e facciamo un rush di quelli della Madonna. Guarda che ci sono un fottio di onde, ma guarda che secondo me domani che vogliamo fare la cosa della barca, No, vabbè, se non c'è mare mosso, parla. divertente così. No, io non ho paura del mar mosso. Neanch'io, ma è divertente così. Sì, te incapei su un Sinna, sarei fiero di noi, abbiamo portato la pioggia a Malta. Due coglioni. Porca troia, veramente. Siamo arrivati alla seconda tappa. L'unico problema è che piove. Queste davanti a noi sono le piscine marine. Guarda che roba. Abbiamo anche le macchine tuning. 1, 2, scalamazza. Ma se me l'avessi chiesto avrei scalato le... Attenzione Ricci. Bene, siamo arrivati al terzo punto. In teoria qua avanti dovrebbe essere tipo i cannoni della seconda guerra mondiale o una roba del genere. Andiamo a vedere. Comunque la vista è fantastica. Ci hanno ciavato i cannoni qua. Non si trovano. Abbiamo trovato qualcosa. Codio. Abbiamo trovato dove mettevano i cannoni, ma senza cannoni. Sti cazzi. Ho dimenticato a che punto siamo arrivati. C'è un vento della Madonna, non mi ricordo se sono al terzo o al quarto punto e la vista qua è una roba spettacolare. Aspetta che non mi coppo. Ok, dalla regia mi dicono quarto punto e c'è, come dice l'altra regia, c'è un po' di vento. Riccardo. Allora. C'è vento là. No. Allora, ma che cavevo, un signano di... Andiamo Bene, dritti come andiamo dritti. Allora la stazione è una delle migliori, sta diluvando e non poco. C'è un'area della Madonna. Rick, com'è la situazione? Io spero si senta, siamo arrivati alla quinta tappa. Qua c'è un mega crostone, un mega buco. Adesso ve lo faccio vedere, datemi un secondo che non mi incappello qua. Oh vecchio, è finita una goccia sopra alla lente. Aspettate. Guarda che spettacolo. Guarda che crostoni di roba nera che c'è. Crostoni da pizza. Allora, aggiornamento. I piani sono un po' cambiati per colpa, prima pioveva, poi brutto tempo, è venuto fuori il sole, non si capisce più un cazzo. Fa un caldo becco, siamo dilaniati dalla vita, da tutto. Andiamo in piscina, hotel. One eternity later. Bene, tra una stronzata e l'altra siamo finiti sui quad. Giorno, dall'ultimo giorno di Malta. Siamo finalmente sui quad. Sei pronto Rick? Sì, ci schiattiamo. Ci schiattiamo. Adesso cerchiamo di trovare un parcheggio, cerchiamo di metterci la GoPro in testa in qualche maniera, ci architettiamo. Sì, peggio. E ci torniamo tra poco. Ok, siamo fermati per mettere le GoPro in testa, così abbiamo una ripresa molto più dinamica, POV. Siamo pronti a schiantarci. Se il coso si accende. Ok,
che sto cancaro qua bifolco ha deciso di non accendersi. Dopo quante tribolazioni Ma vaffanculo sto codo di merda! ci andiamo a smaltare. Guarda che paesaggio. Che aria c'è? E che onde ci sono? Sento i cactus! Dopo non poche tribulazioni ce l'abbiamo fatta. Tribulazione. Bene, adesso riprendiamo i quad, ci andiamo verso la macchina, facciamo magari un giretto ogni tanto qua da qualche parte e... A few moments later. Bene, e da dove tutto quanto è iniziato, tutto quanto finisce, noi ci aggiorniamo nel prossimo video. Vuoi dire qualcosa? Devo farmi una maglietta di Andiamo a pescare, andiamo a pescare. Fearless.